Salve a tutti, buongiorno, ciao, ciao da Reni J. Oggi è sabato 12 settembre 2020, si avvicina l'inizio delle scuole, siamo ancora in emergenza Covid e quindi cominceranno in un modo o nell'altro, ma cominciano. Siamo qui per fare l'unboxing di un ulteriore pacco che mi è arrivato qualche giorno fa. Eccolo. Non è difficile intuire cosa contenga questo pacco, ma prima di sballare questo pacco volevo fare un po' una carrellata di quelli che sono, quello che è inerente al contenuto di questo pacco. Innanzitutto do il benvenuto a Deepak Murthy, che tra l'altro, come ho scritto in descrizione, lo riguarda da vicino questo unboxing. Ok? Volevo ripercorrere un po', ecco, vi faccio vedere un'altra cosa. Questo non è un pacco, è solo, visto che io ho una pizzeria, come leggete sotto, come leggete nella scritta scorrevole, io ho una pizzeria. Questa è una semplice scatola per le pizze, e dentro, ovviamente, essendo guarda caso 33x33, dentro ovviamente ci ho messo dei vinili, e ovviamente non so se si legge, eccoci qua, ci sono tutti i vinili di Deepak. Ok, e così facciamo una carrellata, così vediamo in questi anni ciò che ha pubblicato su vinile il nostro amico Deepak, prima di vedere cosa contiene, quel pacco che mi è arrivato qualche giorno fa. Allora, tutto iniziò con questo brano, ok? Tutto è iniziato con Sunrise. Questo brano ha avuto un enorme successo sia sulle piattaforme digitali che in vinile, ma talmente tanto successo che il nostro amico Deep l'ha dovuto ristampare anche su vinile per alcuni amici che gliel'hanno chiesto ed era finito. Ok? Questo è Sunrise, il vinile originale, una prima stampa. Io lo comprai, non dico che ci eravamo appena conosciuti, già ci conoscevamo da un po'. E niente, a parte la copertina bellissima, come vedete, poi ovviamente le scritte dietro si leggono molto molto bene, è stata molto curata la grafica di questo vinile, dall'amica Marina Morini, che saluto se si connette, va bene. E niente, praticamente questo brano è talmente bello che, oltre ad aver avuto successo in digitale, tutti i vari DJ che all'epoca seguivamo, eravamo amici, lo hanno preso e niente, lo mettevano nelle loro dirette, e quindi ha avuto un ottimo successo, anche perché è curato nei minimi particolari. Io ricordo che all'epoca feci anche una recensione, quando uscì il video su YouTube, quando Deep fece uscire il video di questo brano, associando in modo ottimale, ciao Marina, in modo ottimale la musica alle immagini che venivano, proiettate a video. Quindi anche il video è molto molto bello di questo brano, quindi cercatelo su YouTube, Deepak Murthy Sunrise Original Video, e andatevelo a vedere perché è bellissimo. Ok? Adesso gli altri non stanno in ordine cronologico, mi perdoni anche l'amico. Un'altra cosa che c'è da dire è che questo Sunrise è uscito su GL Records, come si vede qua sotto, GL Records. Ok? Ciao Matteo, sto facendo un altro unboxing con un po' di storia, un po' di ricordi, un po' di tutto, per quanto riguarda il nostro amico Deep, per far capire pure un po'
la storia di quello che c'è dentro poi al pacco di cui faremo l'unboxing. Allora andiamo avanti, e questo è Stay With Me, ok? Stay With Me, ovviamente è di qua, qui c'è la dedica. Mazza, sono impedito proprio con l'effetto specchio, però almeno voi così leggete bene. Allora, Stay With Me, come vedete le copertine sono sempre molto curate. Guardate che bello che è pure il retro della copertina, ok? Fino adesso Deep si è sempre diciamo affidato a Mr. Vertigo per la stampa dei suoi vinili, ok? Questo è stato distribuito da House of Glass, la grafica ovviamente è sempre di Marina, il master, come mi sembra, Deep, correggimi se sbaglio, il master di Sunrise l'aveva fatto sempre Gianni Bini, giusto? Scrivimi nella chat se è vero, perché a me mi sembra di ricordare così, però non ne sono sicuro. In ogni caso Stay With Me qui c'è scritto, quindi è Gianni Bini che ha curato il mastering di questo brano di Stay With Me, questo è sicuro. Non mi ricordo se aveva curato anche, mi pare, Sunrise, il mastering mi pare l'aveva fatto Gianni Bini lo stesso. E questo è stato prodotto, arrangiato, creato, ideato e tutto il resto da Deepak Murthy. Questo è Stay With Me. Comunque guardate che copertine, voi sapete che io sono, oltre ai brani che contengono, anche sono molto affezionato alle copertine, perché uno poi nella memoria, oltre al brano, è bello anche ricordare la copertina che lo ha. Sunrise fu lavorato a Milano. Sunrise chi lo lavorò? Deep? Infatti lì non c'è scritto, fu lavorato a Milano, vabbè, dall'etichetta che ho detto prima, insomma. Non c'era di mezzo Gianni Bini, vabbè. Perdonatemi se ho detto negli stessi studi dove... Vasco Rossi, Tiziano Ferro, non è che sono nomi secondari, insomma, del panorama musicale italiano. Soprattutto Vasco Rossi, ma Tiziano Ferro, diciamo, anche fa bellissime canzoni. Allora, tra l'altro il nostro comune amico Congi DJ ultimamente ha remixato un brano di Tiziano Ferro, ecco che riusciamo ad avere anche delle cose in comune con altri DJ. Durante queste dirette, vedete, si possono mischiare, diciamo, le cose. Allora, questo è un altro brano, qui mi mando anche un CD perché mi servivano le versioni digitali, però così non si legge. Ecco, Taste My House, sempre di Deepak Murthy. Anche qui si vede che c'è il foglietto dietro al CD con la dedica. Anche questo è stato stampato da Mr. Vertigo, come vedete qui. Questo è il logo di Mr. Vertigo. Ci sono 3 versioni al lato A e 2 versioni al lato B. Taste My House, sempre distribuito da House of Glass. Qua il mastered è sempre di Gianni Bini. La grafica della copertina, come vedete, ci sono, non so se si riesce a vedere bene, ma ci sono un paio di cuffie, ovviamente su un pianoforte, chiamiamolo così, quello sarà un synth, penso, no? Eccolo, e infatti qui c'è scritto Mastered by Gianni Bini, prodotto e arrangiato, ideato, realizzato da Deepak Murthy. Ok, anche questo bellissimo vinile, vedete, pure i centrini sono fatti benissimo all'interno del vinile. E questo è Taste My House, ok. Ovviamente c'è anche questo, sembra identico a quell'altro. Ovviamente come si faceva negli anni 90, quando usciva, diciamo, un remix, un reedit, una riedizione, diciamo, modificata di uno stesso brano, la copertina veniva mantenuta uguale, venivano cambiati solo i colori.
Quello che abbiamo visto prima è l'originale e dà sull'azzurro. Questo diciamo è il Disco House Mix ed è sul verde, anche se diciamo la mia videocamera non riesce a rendere tanto, però questo diciamo, come vedete c'è pure il foglietto giallo che si muove, quella è la dedica con affetto a Renato da Deepak. E niente, qui questo già esce su Deepak Production con il loghetto nuovo Deepak Production. Non so se riesce a metterlo, la telecamera sicuro non lo mette a fuoco, però questo è il loghetto nuovo Deepak Production. E questo è il Disco House Mix di Taste My House, e quindi la masterizzazione, oltre che la produzione, l'arrangiamento e tutto il resto è stato fatto da Deepak Marty. Lui si è fatto anche la masterizzazione e poi ha mandato tutto in stampa, e mi sembra, come tutti gli altri, questo sempre Mr. Vertigo ne ha curato la trasposizione su vinile da digitale. Molti, apro una parentesi, così ci dilunghiamo un po'. Molti sono contro la masterizzazione da digitale di dischi in vinile che sono analogici, e quindi c'è sempre questa diatriba analogico-digitale. Volevo far presente che anche negli anni 90 molta musica, quasi tutta la musica, era prodotta utilizzando degli apparati digitali tipo gli ADAT, che erano diciamo su delle videocassette, chiamiamole così, venivano registrate multitracce in digitale, però su un nastro analogico, però loro lavoravano in digitale internamente gli ADAT, quindi la musica era già registrata in digitale. Anche molte bobine che noi vediamo anche nelle radio eccetera registravano un suono digitale sul nastro magnetico, quindi non era più come le vecchie audiocassette o come i Revox o come diciamo tanti altri supporti anni 70 anni 80, ma già negli anni 90 i master erano tutti quanti su supporti magnetici digitali. I supporti magnetici digitali anche in informatica venivano usati come DAT per fare il backup dei dati dei server, per esempio sui DLT eccetera, e quindi diciamo già i vinili, già negli anni 90 la musica era prodotta da strumenti prettamente digitali come i synth, come diciamo parecchi altri strumenti, chitarre elettriche eccetera, venivano registrati, erano strumenti digitali che era meglio lasciare in digitale l'audio e riregistrarlo su un supporto digitale, ok? E quindi diciamo, il master risiedeva su supporti che possiamo definire digitali, e poi venivano registrati su vinile, ok? Non tutti, non tutti, diciamo alcuni già veniva fatto così. Al giorno d'oggi, diciamo col progresso informatico, tecnologico e dir si voglia, il suono digitale si è avvicinato talmente tanto, ma talmente tanto alla perfezione del suono analogico, che quasi conviene avere un supporto digitale e trasferirlo poi su un vinile analogico. Perché diciamo la perdita di dati del digitale è talmente piccola e talmente insignificante che trasferire sul disco diciamo non si perde quasi niente, ok? Soprattutto se si lavora con file non compressi e di qualità diciamo di molto superiore a quella che può udire un orecchio umano medio, ok? Noi tutti quanti lavoriamo con file a 48 kHz, a 96 kHz, l'orecchio umano fino a 22 kHz, 20, quelli proprio che sentono bene le altissime frequenze riescono ad arrivare a un 28 kHz, ma sono rari, e noi pure vogliamo lavorare a 48, a 96 kHz, ho visto file. Tra l'altro non è neanche quello, diciamo, il genuino dell'audio, quanto poi se uno lavora con gli MP3 che sono compressi, la compressione va a tagliare determinate frequenze che vengono poi rigenerate da un algoritmo e non sono quelle originali, e quindi diciamo c'è una differenza tra il brano originale non compresso e quello in MP3. Questo è quello che sappiamo sempre.
Quindi lavorare con file non compressi, con file WAV, con file FLAC, anche con file diciamo in formato Apple, che Apple lavora con musica e video da sempre in modalità egregia, e quindi diciamo sono i file più puliti possibile. Andiamo oltre la qualità del CD, la qualità diciamo secondo me di qualsiasi cosa. L'audio oggi ha raggiunto una qualità talmente alta che diciamo possiamo tralasciare qualsiasi diciamo difetto tra virgolette che può venire fuori registrando da un vinile in digitale, come faccio io quando passo dei vinili dal mio Technics M5G al digitale tramite il PC, e sia quando facciamo l'inverso, da un file digitale mandiamo a registrare un vinile. Quindi detto questo, passiamo avanti e siamo arrivati a un remix molto molto bello, tra l'altro su disco trasparente, che è Sunrise Remix, sempre di Deep. Vedete che bello che è, ovviamente le scritte sempre si leggono bene: Psychedelic Mix, Radiance Mix, Original Intro Mix e Piano House Mix. Questi sono bellissimi tutti quanti. Tra l'altro Sunrise è bella in tutte le versioni che ha fatto Deep. Questo è da ascoltare. Tra l'altro su YouTube ci sono tutte, se le volete sentire su YouTube. Io consiglio di fare un preascolto su YouTube e poi di procedere all'acquisto su tutti i principali store digitali dei brani, anche in digitale. Comprateli possibilmente in FLAC o in formati non compressi, non acquistateli in MP3, perché così avete poi un archivio vostro su una pennetta, su una cartella del computer, di file che si sentono molto molto bene perché sono non compressi. Il prezzo diciamo mi pare che varia di pochissimi centesimi se voi acquistate il FLAC invece dell'MP3, però diciamo sono pochi centesimi spesi bene, perché poi se dovete sentirli per esempio in cuffia o addirittura usarli durante, se siete dei DJ, usarli durante una serata, ovviamente il file FLAC o il file WAV ha una resa diciamo a volumi più alti diversa da quello che può essere la resa di un file MP3 compresso, e in questo diciamo, vi esorto ad acquistare tutti i vari brani di cui volete fare serate. Se è a uso personale potete prendere pure i file da YouTube, bene o male far incrementare le visualizzazioni almeno dei video da cui prendete poi il file MP3 per sentirvelo voi. Diciamo, se lo volete sentire tramite un telefonino, tramite non so se si usano ancora i lettori MP3, va bene anche il file già compresso, magari preso da YouTube. Ma se volete fare una cosa seria, ve lo volete sentire, se avete un buon impianto eccetera, acquistatelo sugli store ufficiali e acquistatelo in formato non compresso. Ok? Questo è un consiglio da Reni J, però poi fate come vi pare. Siamo arrivati ad Aurora Polaris, il Guitar Mix. Questo non è l'originale, diciamo, questo è il Guitar Mix, dove la versione Rock Guitar Mix è stata suonata da una Fender American 60° anniversario, la Stratocaster, tanto famosa come chitarra elettrica. Ok? Questo è il lato B del Guitar Mix di Aurora Polaris, un brano bellissimo, andatevelo a sentire perché a mio avviso diciamo, è valido quanto Sunrise. A me è piaciuto tantissimo questa Aurora Polaris, ma talmente tanto è piaciuta che io, ecco, ho un'altra versione pure qui. Questa è quella originale, questa è l'originale di Aurora Polaris, sempre di Deepak Murthy. Pinewood Studios è stato fatto il master di questo brano. Guardate, questo è il Mercury Mix, Jupiter Mix, poi c'è il Venus Mix e Neptune Mix, tutti i nomi di pianeti, e come vedete la grafica l'hanno fatta insieme sia Deep che Marina di questo brano, sempre Deepak Production qui in basso. Vedete, Deepak Production, c'è il bollino che ormai mette dappertutto giustamente,
Io questi mi sembra di averli messi tutti quanti su Discog, solo che momentaneamente non riesco più a pubblicare nulla. Ho scritto anche al supporto tecnico, ma mi devono sbloccare l'account, che per aggiungere vinili non è che sono bloccato, è che ne ho aggiunti tanti, e io, essendo diciamo nuovo in Discogs, non ne posso aggiungere più di un tot, diciamo, fino a che non vengono approvati. Siccome loro ce n'hanno diverse centinaia al giorno da approvare, ci stanno mettendo mesi per approvarmeli i miei. Mo farò una richiesta ulteriore. Allora, questo contenitore della pizza è svuotato. Siamo arrivati al momento, diciamo, di sballare questo. In Inghilterra, vedi? Ottimo, ottimo, grazie delle delucidazioni, Deep. Allora, coltello fedelissimo, io già sto aprendo. Speriamo che i corrieri TNT abbia fatto correttamente il suo lavoro, il corriere, e abbia consegnato questi dischi in perfetto stato come sono stati imballati, vedete? Ok, ci siamo. Allora io vado, sballo, eccoci qua. Allora apriamo, vado, pure da quest'altro lato, perfetto, vado, ta-dan! Ok, allora questo è Loving Your Eyes, il penultimo successo di Deepak. Deep, negli ultimi io non c'ho più la dedica. Poi quando ci vediamo mi farai un po' di foglietti con le dediche. Questo è il penultimo successo. Come vedete la grafica, vedete pure i font scelti accuratamente, perché essendoci un androide, un robot in copertina, conveniva scegliere un font, diciamo, che richiamasse i font del computer. Bello questo font, ottima scelta. Prodotto e arrangiato da Deepak Murthy, mastered by Deepak Murthy, graphics by Deepak Murthy e Marina Morini. Cyborg Mix e Bionic Mix al lato B, e al lato A c'è lo Humanoid Mix e il Robotic Mix. Ok? C'hanno pure una bella durata, perché per esempio il Cyborg Mix 8.37, il Humanoid Mix 8.35, quindi sono bei brani belli lunghi, ok? Andiamo avanti. Questo è l'ultimo uscito di Deep, eccoci qua, The Only One, eccoci, questo è The Only One, guardate che bello pure questo come copertina. The Only One c'è la radio mix, la instrumental e la funky club mix. Prodotto e arrangiato da Deepak Murthy, masterizzato da Deepak Murthy, graphic design Deepak Murthy e Marina Morini, sempre Deepak Production, sempre il loghetto, eccolo qui. Ok, questo è il The Only One, la versione diciamo originale. Poi magari farà delle re-edit, dei remix, delle versioni un po' particolari. E poi questo lo stavo aspettando da un sacco di tempo, perché uscì poco dopo che noi ci siamo incontrati in quel di Pisa, e questo è Aurora Polaris, il Cinematic Mix. Cioè questo dentro c'è un Dragon War Theme di 6 minuti e 26 e un Final Peace Theme di 5 minuti e 42. Se non sbaglio, di questo qui con il drago è uscito anche un picture disc in tiratura ultra limitata, mi pare che ne abbia fatte meno di 10 copie, solo per gli affezionati, anche perché
pare che stampare un picture disc in Italia in tiratura limitata, quindi in poche copie, costi uno sproposito, circa 80 euro a stampa, più tutte le spese di spedizione, più tutto, ed è veramente secondo me un furto legalizzato. Io l'ho sempre detto, alla fine questi sono sempre dischetti di plastica, attenzione. Allora io posso capire che dietro c'è del lavoro che va ripagato, ok? Quindi pagare, diciamo, un disco nuovo, come ho sempre detto, tra i 25 e 30 euro è tantissimo rispetto a quello che noi pagavamo quelli in lire, perché in lire un mix poteva, quello di importazione più costoso di tutti, mi sembra che costava 18.000 lire, che sono 9 euro. Però diciamo c'è stata l'inflazione, quello che volete, il vinile è diventato di nicchia, non se ne producono più milioni di copie di un vinile, ma si producono in tiratura molto limitata, quindi ci può stare che diciamo un vinile arrivi a costare 25-30 euro nuovo, perché io quelli usati, lo sapete, il mio range è da 0 a 2 euro massimo, perché mentre su questo c'è tutta una lavorazione dietro che va pagata, c'è stata la composizione del brano, e quindi giorni e giorni solo per comporre il brano in digitale, mettendosi lì, insomma, con tutti gli strumenti del caso, che hanno pure loro un costo, sia gli strumenti fisici che quelli software, perché pure i software hanno un costo che va pagato, quindi la produzione, proprio la creazione del singolo brano, c'ha un costo che va ripagato. Poi c'è tutta la parte di masterizzazione, eccetera, che va pagata. Cioè un brano non è che uno l'ha composto ed è così e si può trasferire così sia nei supporti di distribuzione digitali, nei vari store, sia su vinile. No, vanno masterizzati, vanno, diciamo, forse il termine più adatto è armonizzati tutti i suoni insieme. Con la masterizzazione questo viene fatto, viene creata l'armonizzazione di tutti gli strumenti, di tutti i suoni, nel caso se ci sia una voce, delle voci, insomma viene, diciamo, fatto in modo che il brano risulti compatto, corposo, e quindi quello è tutto un lavoro che viene fatto dopo aver creato il brano, eppure quello va pagato. Poi c'è proprio la masterizzazione del vinile, quindi ci sono gente che ha modificato dei giradischi 1210 per andare a incidere dei vinili vergini. Altre case hanno optato per il vecchio metodo, cioè creare un master e dal master creare le copie tramite delle presse. Però pure quello è un lavoro che va pagato, quindi diciamo che un vinile nuovo c'ha tutto questo lavoro dietro, oltre ovviamente poi ai diritti SIAE che ci sono dietro un vinile, ok? Quindi c'è tutto un lavoro dietro, dei diritti SIAE dietro un vinile nuovo, che a mio avviso va pagato, ok? Il vinile vecchio invece è già stato stampato, è già stato, senza parlare poi della grafica della copertina. Io non ho, diciamo, ho tralasciato pure la grafica della copertina del centrino, che pure quello è un altro lavoro enorme. Cioè qui c'è un drago di, non so se si vede bene, c'è un drago tutto disegnato, tutto, diciamo, armonizzato dietro la scritta Aurora Polaris. Cioè c'è un lavoro enorme pure di grafica delle copertine. Quindi perché dico che quindi è onesto il prezzo che vengono pagati i dischi nuovi? Perché c'è tutto questo lavoro che va ancora pagato, non è stato pagato. Sui dischi usati invece tutto questo è già stato fatto negli anni 90, quindi diciamo un disco vecchio, allora non ci stanno più diritti da pagare, tanto io se lo pago un euro a un altro tizio, non è che su quell'euro quel tizio ci paga la SIAE, assolutamente, scordatevelo. Quindi diciamo che pagare, io ho pubblicato diciamo su dei gruppi dei vinili che valgono 260, vecchi 260 euro, 300 euro, lasciando stare quelli super richiesti che superano, ho visto vinili da 10.000 euro un vinile. Cioè, per quanto può essere tiratura, è sempre un dischetto di plastica. Allora, se diciamo c'è del lavoro da pagare dietro, io sono d'accordo che il prezzo possa salire, ma se il lavoro è già stato pagato, la SIAE è già stata pagata, è già stato pagato tutto di quel vinile, la grafica della copertina, la stampa, il tempo che ci si è impiegato per creare quel brano che c'è inciso sopra, è già stato tutto pagato negli anni addietro, perché costare così tanto? E infatti io su questa teoria mia
ho basato i miei acquisti, quindi io vado per acquisti dove i dischi costano diciamo il giusto dal mio punto di vista, che è questo che vi ho spiegato adesso. Quindi vabbè, questo era Aurora Polaris Cinematic Mix di Deepak Murthy. Guardate che bella copertina, bellissima. Poi vediamoli tutti insieme. Poi c'è Aurora Polaris Guitar Mix ed è il secondo vinile di Aurora Polaris, il dietro, ovviamente mi stavo scordando di farvi rivedere il dietro. E poi c'è Aurora Polaris, l'originale, eccolo qui, Aurora Polaris, ok? Oh. Poi c'è, l'abbiamo visto adesso, Love in Your Eyes, bellissimo questo, eccolo qua, Humanoid Mix, Robotic Mix, Cyborg Mix e Bionic Mix, ok? Poi c'è The Only One, un genere un po' diverso da tutti gli altri, eccolo qui, si può diciamo sentire anche la versione strumentale, qui c'è. Poi abbiamo visto le due versioni di Tast My House, eccola qua, Disco House Mix, Tast My House, questo è quello che dà sul verde, Tast My House, e questo è l'originale che dà sull'azzurro, Tast My House, che c'è pure il CD, mi mandò in omaggio il nostro amico Deep, eccolo, stiamo facendo una carrellata. Poi c'è Stay With Me, Stay With Me, eccoci, Stay With Me, e l'ultimo c'è Sunrise Remix, ecco, no, mi sembrava che mi era caduto il foglietto. Allora, Sunrise Remixes, eccolo qui, Psychedelic Mix, Radiance Mix, Original Intro Mix e Piano Mix. E poi c'è Sunrise, prima stampa originale del disco di Deep, eccoci qua. Di questo vi invito nuovamente ad andare a cercare su YouTube anche il video di Sunrise, bellissimo, andatelo a vedere. Quindi questi sono i dischi di Deepak Murthy, diciamo che forse in più ci manca solo quel picture disc, che però diciamo dato il suo prezzo solo in pochi se lo sono potuto permettere. Va bene, detto questo, non so se c'era qualcos'altro di cui volevamo parlare. Abbiamo fatto una bella diretta oggi. Abbiamo ripercorso diciamo quella che è stata la storia un po' di Deepak, abbiamo fatto vedere tutti i vinili che lui ha stampato. Poi vabbè, ci sono altri brani, andarli a cercare, cercatelo, perché sono tutti uno più bello dell'altro questi brani. Magari in futuro farò una diretta solo con tutti questi brani, andando a scegliere delle versioni un po' particolari, magari la seconda del lato B o la prima del lato B se non ce ne stanno due. Insomma, ho in mente di fare determinate cose, devo però prima terminare di organizzarmi un po' meglio giù nella sala hobby dove ho i due giradischi, perché lavorare con un giradischi solo qua non è bello, insomma, non serve a niente, anche se magari non li mixo io, perché a me piace sentirli tutti interi, non mixarli, anche se sono un amante dei DJ e di come mixano le canzoni, però mi piace sentire diciamo neanche la bravura, perché ognuno lo fa a modo suo, c'è chi è più bravo, c'è chi è meno bravo, c'è sempre questa diatriba tra i DJ, ma secondo me ognuno ha il suo stile. Quindi quello che volevo dire, mi piace sentire lo stile di ogni DJ, di come passare da un brano all'altro, lo dico spesso nelle mie dirette, quindi diciamo per me sono tutti validi, e quindi niente.
nel rinnovare i saluti a tutti quelli che mi seguono e continuano a seguirmi. C'è il canale Twitch, il canale YouTube, sono anche ovviamente su Facebook. Vi invito ad andare a visitare il mio canale Mixcloud, dove ci sono tante compilation, diciamo, che ho pubblicato negli anni. Molte sono trasposizioni da cassette. All'epoca io andavo in discoteca e dai vari DJ mi facevo rilasciare la cassetta della serata, perché tutti i DJ, o quasi tutti, registravano, diciamo, le serate su cassetta HF60 rigorosamente da un'ora. Quindi magari la serata ovviamente durava ore e ore, 4-6 ore, però loro prendevano una cassetta di quelle che stavano registrando e io la compravo e le ho digitalizzate. Ci sono ovviamente, poi ho cominciato a mettere pure tutte le varie compilation di Festival Bar, ci trovate Mixage, Bimbo Mix, un po' di tutto. Sto arrivando quasi a 700 pubblicazioni. Link è www.mixcloud.com/Renato De Vita. Quindi andate a visitare mixcloud.com/Renato De Vita, perché ci trovate una collezione enorme di cassette. Ci sono anche delle compilation dedicate a Deep, però ovviamente sono vecchie e ci sono pochi brani, visto che adesso varrebbe la pena di fare una bella compilation diciamo anche usando una sola versione di ogni singolo brano, di ogni singolo disco. Ok? Detto questo, vi auguro buon sabato pomeriggio. Sono le 11:07, 12 settembre 2020. Da Roma è tutto, io vi saluto, vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e al prossimo unboxing targato Reni J Renato De Vita. Grazie a tutti, di nuovo buon pomeriggio.